La Cina è più di un paese, è un mondo a parte. La terza nazione più grande del pianeta, dove vivono oltre 1 miliardo di persone di 56 etnie diverse. È una terra immensa che supera i 9 milioni di chilometri quadrati. Nel nord-est della Cina si trova la capitale, Pechino, una delle città più ricche del mondo dal punto di vista storico e culturale. Negli ultimi anni, con la crescita del turismo e dei visitatori, la capacità ricettiva di Pechino è migliorata. La Pechino un tempo schiva è diventata il centro turistico della Cina e una delle principali destinazioni delle agenzie di viaggio. Tra i maggiori tesori della città c'è il misterioso palazzo fortificato che per secoli fu proibito al cittadino comune. Prodigioso e imponente, è il maggior complesso architettonico di corte mai costruito, concepito per una sacra stirpe, quella degli imperatori della Cina, conosciuti come i figli del cielo. Dal loro trono dorato furono i protagonisti di grandi tragedie e di trionfi e governarono sulle 4.000 persone della cerchia ristretta con le quali divisero l'immenso, splendido scenario. Su queste pietre e su questi mattoni sono impresse le impronte di imperatrici e concubine, generali ed eunuchi, ministri e donzelle servizievoli. Il loro dramma si è consumato tanto tempo fa, ma il loro spirito aleggia ancora tra i cortili eterni. Visione di simmetria e armonia, la città proibita nacque nel caos, dalla mente di un uomo che voleva cambiare il centro dell'universo. Si chiamava Yong Le. Nel 1402 strappò la Cina al giovane nipote e si proclamò terzo imperatore della dinastia Ming. Per proteggere ulteriormente l'impero conquistato a prezzo di grandi sforzi, questo nuovo figlio del cielo trasferì la capitale da Nanchino a Pechino, situata a soli 60 km dalla frontiera nord. Cominciò allora a costruire una barriera per difendere il confine dalle furiose incursioni dei mongoli. Sulle mura già esistenti eresse la grande muraglia cinese. Per qualche tempo venne ristabilito l'antico ritmo di vita. Su entrambi i lati della grande muraglia la Cina era libera dagli scontri. L'abile Yong Le decise di stabilire il nuovo fulcro attorno al quale avrebbe ruotato il suo regno celeste. La residenza della casta divina degli imperatori avrebbe riaffermato la loro condizione ultraterrena. La chiamò Su Yin Chong, la città purpurea proibita. Prima di poter collocare la prima pietra, la visione di Yong Le richiese un decennio di pianificazione, disegni e raccolta di materiali. Il suo progetto colossale plasmò 1 migliaio di edifici, sale, padiglioni, cortili e giardini. Gli ufficiali reclutarono un esercito di 1 milione di operai e i migliori artigiani dell'impero, 10.000 in tutto. In buon ordine, questi composti soldatini iniziarono il loro complesso lavoro. Portavano mattoni di argilla da terre molto lontane e dopo un viaggio di oltre 1.600 chilometri li levigavano accuratamente per collocarli nel loro posto preciso. Solo per pavimentare i cortili furono usati 20 milioni di mattoni. Gli edifici del palazzo furono costruiti quasi esclusivamente in legno. Le colonne decorate giunsero dai boschi tropicali di legno pregiato e impiegarono 4 anni per arrivare a Pechino.
Il marmo bianco e fino servì per le fondamenta e si mutò in draghi. I draghi, totem di sapienza e longevità, simboleggiavano l'imperatore stesso e presero forme diverse in tutta la città proibita. La sfida più stimolante per i costruttori del palazzo venne proprio dalle opere in marmo. Questa magnifica rampa è gigantesca, pesa 300 tonnellate. 20.000 uomini e migliaia di muli e cavalli lavorarono un mese per trasportarla, intatta, dalla cava. Attesero l'inverno, gettarono dell'acqua sulla strada e resero più agevole il viaggio, grazie al fiume di ghiaccio. Questo meticoloso ingegno diede i suoi frutti. Dopo un decennio passato a progettare, il complesso, sorprendentemente, fu costruito in soli 3 anni. Sui tetti, come ornamento, vennero collocate creature mitiche per deviare la luce e far da corona alla nuova città imperiale eretta nella pianura del nord della Cina. In quanto figlio del cielo, Yongle era la persona destinata a portare armonia ai cieli, alla terra e all'uomo. Un'impresa divina, e ogni particolare del complesso del palazzo lo aiutò ad adempiere a questo sacro compito.